esito. Allora, eccoci ritornati in studio, sono le 11:20, abbiamo ancora una ventina di minuti per confrontarci su questo tema, in particolare adesso stiamo affrontando la questione dei predatori carnivori sulle nostre Alpi. Allora, dicevo prima della pubblicità, andiamo a risentire ancora l'opinione del professor Maurizio Ramanzini, sentiamo cosa ci ha detto dei lupi, della caccia, ascoltiamo. Premesso che io non ho preclusioni nei confronti della caccia, la mia opinione è che questa possibilità va valutata considerando se può essere utile al lupo e alla società. Al lupo non può essere utile in questo momento perché comunque rischia di comportare anche a livello sociale e riproduttivo dei branchi delle ripercussioni notevoli. Per la società anche in questo momento non abbiamo indicazioni che possa essere utile perché esperienze in altri paesi, Spagna, Francia o anche Stati Uniti, se vogliamo andare più lontani, ci dicono che la caccia non ha ridotto i danni. Quindi io in questo momento non ne vedo la necessità. In Piemonte il lupo è arrivato all'inizio degli anni 90 e nel frattempo è aumentato, ci sono più di 20 branchi riproduttivi in questo momento. La zootecnia esiste ancora e la convivenza piano piano e i danni nel tempo sono anche diminuiti, quindi la convivenza si è realizzata. Certo, questa convivenza non è automaticamente ottenibile e richiede una serie di impegni. L'unico modo per ottenere questa convivenza è che gli allevatori possano adottare dei sistemi di prevenzione, ci sono e possono funzionare. Adottarli richiede modificare delle volte il modo con cui è gestito l'allevamento, per esempio proteggere gli animali che sono al pascolo. Questo per gli allevatori che si sono abituati a non farlo più perché il lupo non c'era più è un problema. È fondamentale che ci sia una disponibilità da parte di tutte le parti interessate, quindi allevatori, la società in generale che deve contribuire ai costi dell'implementazione di queste misure e dell'ente pubblico. Questo in parte si sta già facendo, anzi ci vorrà solo il tempo per combinare, per ottenere progressivamente questo passaggio, però sì, si può fare. Vale. Allora, ecco, questa è l'opinione di Ramanzini, l'opinione di uno scalpitava. No, certo, perché l'opinione di uno classico, la classica opinione degli esperti che vengono a spiegarci queste cose che poi non hanno nessuna efficacia. Vi spiego, tanto quello del Piemonte, devo dire che c'è un comitato del Piemonte che è in stretto collegamento con altri comitati nostri e vengono qui e quindi condividono il nostro stesso pensiero, quindi sono tutt'altro che adattati. È una specie di, come si può dire, rassegnazione di fronte a un problema che anche loro non sanno più come affrontarlo. Abbiamo montagne che sono del tutto spopolate, che non hanno la presenza anche di allevamento così intenso come abbiamo nelle nostre montagne, in Lessinia per esempio, che è un'eccezione nazionale, quindi parliamo di situazioni molto più marginali rispetto alla nostra, ma comunque anche lì i problemi ci sono e sono gravi. Allora, parlare su questo discorso qua, dire ci vuole la convivenza. Cosa vuol dire convivenza? La convivenza significa recintare, perché le misure che sono dissuadori, vuol dire recintiamo tutta la Lessinia, è bello un paesaggio dove ci sono le strade, le pietre, chi conosce Lessinia sa quanto bello è, con tutti questi recinti in pietra, eccetera. Cosa alziamo? Siamo su come si può dire, delle reti alte 2 metri tutto attorno, facciamo sì che ora le vacche lì e le pecore sono al pascolo in maniera libera, stanno libera, la sera cosa mandiamo su una persona a mettere nel recinto, farle entrare, che costi sono? Questo vuol dire far morire dal peggio. Quello che diceva il professore è una cosa che una volta si faceva, che adesso non si fa più. Ma se io faccio questa cosa qua, l'alpeggio lo ammazzo, vuol dire che faccio morire la montagna, perché già adesso i costi sono sono più elevati, già l'alpeggio oggi non è granché conveniente. Se io obbligo maggiore impegno di personale, di manodopera, vuol dire che metto fuori mercato completamente l'alpeggio, e se questo è l'obiettivo, allora io dico, al limite qual è la soluzione? Io gli ho detto in regione che l'assessore probabilmente i funzionari vivono anche loro in pianeti diversi, loro pensano che che il lupo possa prolificare finché si vuole, e poi bisogna trovare la convivenza. Tanto non è l'ambiente adatto, primo punto, perché il lupo va in una foresta, va in un ambiente antropizzato, è un ambiente dove è un grande recinto di una grande stalla, non puoi aprire la stalla e metterci dentro il lupo. Prima cosa. Seconda cosa, vogliamo accettare il lupo? Benissimo, stabiliamo che c'è un branco di lupi su un territorio, accettiamo un danno
piuttosto di spendere soldi pubblici come sempre, abbiamo già speso tanti soldi pubblici per creare i danni, per far scappare che il turismo, perché la gente ha paura di andare anche su, non è mica vero che porta turismo il lupo, perché io ho testimonianze che gli altri operatori non solo agricoli che hanno paura di andare a passeggiare sulle Lessinia. Si lascia interrompere un attimo, abbiamo il signor Carlo che è in attesa. Buonasera signor Carlo, lei chiama da dove? Io chiamo da Rubano, buonasera. Prego signor Carlo. Chiedo scusa se disturbo. Assolutamente. Io cammino per i Colli Euganei 2 o 3 volte alla settimana. Ecco, ho sentito vari interventi, in particolar modo del signor Antolini, che diceva che il danno più grave è per gli agricoltori. Il danno più grave è per il territorio. Non vi rendete conto che il cinghiale fa sempre lo stesso percorso? Crea delle mini frane in continuazione, i colli sono rovinati, le persone che si professano ambientaliste e quindi proteggono in qualche maniera i cinghiali, in realtà distruggono il territorio. Sarà abbandonato se non provvedete in maniera urgente a eliminare i cinghiali, e la proposta del signore col pizzetto è l'unica seria. Dovete dare la possibilità ai contadini, alle persone che posseggono un pezzo di terra, di eliminarli e portarli in un punto di raccolta. Perfetto, grazie. Questo è il mio intervento. Grazie signor Carlo. Grazie signor Carlo. Allora, professor Casen, signor Carlo torna a ribadire un intervento, un'autonomia, diciamo, in questo caso per i Colli Euganei, ma... La mia esperienza su Colli, noi abbiamo disboscato una piccola area che evidentemente c'era troppa vegetazione. Sono passati i cinghiali e hanno arato tutto, cioè hanno arato circa 2000 metri di terreno, ma in maniera spaventosa. È vero quello, si creano poi delle buche, delle piscine, perché si sono abituati che si raccolga l'acqua e quindi hanno necessità di vivere anche loro, ma c'è una incompatibilità tra l'agricoltura dei Colli Euganei e la presenza di cinghiali, e questo va risolto rapidamente, ma si può risolvere. Attenzione, non con le carte bollate, perché i cinghiali con le carte bollate continuano a procreare. Certo. Abbiamo anche la signora Michela che è in attesa, ascoltiamo cosa ci dice. Buonasera signora Michela. Pronto, buonasera a tutti. Prego. Io mi rivolgo a tutti, però specialmente al consigliere Stefano Valdegamberi. Consigliere, questa sera sentivo che di 15 distretti industriali 8 sono in Veneto, e sappiamo tutti che dove si produce si inquina moltissimo. Quando comincerete in primis a tutelare la razza autoctona umana? E adesso veniamo al problema di questa sera. Io sento da sempre che per esempio in Toscana c'è addirittura il salame di cinghiale, poi hanno anche i maiali, la cinta senese liberi che scorazzano per i boschi. Perché non si può fare altrettanto in Veneto, visto che il cinghiale è commestibile? Non dicasi questo per le nutrie, per i gabbiani. Allora è vero che ci sono addirittura adesso le cozze del Mose, attorno al Mose ci sono le cozze, perché vedete, chi è causa del suo male pianga se stesso, diceva qualcuno. È tutto merito, demerito dell'umano tutto questo. E concludo dicendo, avete letto quel libro di Orwell dove si evince che verranno a comandare e a governare gli animali? Grazie e buonanotte a tutti. Grazie, buonanotte anche a lei signora Michela. Abbiamo un ultimo telespettatore, il signor Stefano. Buonasera signor Stefano, lei chiama da dove? Da Padova, buonasera a tutti. Buonasera a lei, prego. Io volevo parlare con il consigliere Valdegamberi perché ho sentito delle cifre che vengono messe a disposizione, ma anche quelle richieste dal parco per i danni. Sì. Ci sono 2 agenti solo della polizia provinciale che gestiscono il parco su 15 agenti a disposizione, sapendo che la caccia in questo periodo è chiusa. Perché non impegnare questi, che peraltro sono pagati dalla regione in questo momento, visto che dovevano poi confluire nei vigili urbani
e la Regione ha salvato fortunatamente il servizio, perché sennò contro i bracconieri eccetera chissà cosa sarebbe successo senza queste professionalità. Per cui metterli tutti in 15 nel periodo la caccia, coadiuvati magari anche dall'ex forestale che continua a svolgere le loro funzioni all'interno dei carabinieri, e avere comunque una forza maggiore, e poi coadiuvati anche dai coadiutori che fanno l'attività, quelli formati, sarebbero dei numeri molto più consistenti e un risparmio, e sono persone qualificate che conoscono bene tutta l'attività e anche gli animali. Certo, e signor poi Stefano. anche una questione verso i contadini, perché se i contadini che spendono soldi per elettrificare, per fare reti che poi sappiamo molte volte non servono, costruire dei chiusini e censiti sempre dalla polizia provinciale che li numera, per cui ogni azienda fa il suo chiusino, vengono numerati, vengono tenuti d'occhio sempre dagli agenti, però è chiaro che due persone, per quanto siano competenti, non possono bastare a gestire la questione. Certo, non possono fare molto. E poi anche una questione economica, perché se parliamo anche della caccia, adesso il cinghiale è anche uscito dal parco, io sentivo dire nel parco non si spara alla legge, ma iniziano a fare danni anche al di fuori del parco. La regione nel calendario venatorio non ha il cinghiale inserito, per cui neanche dove è consentita la caccia potrebbe essere esercitata la caccia a questo animale, per cui rischiamo che poi i danni vadano fatti fuori anche gli agricoltori all'esterno. Grazie signor Stefano. Allora, Valdegamberi, una risposta veloce. Tanto, mi piace perché chi fa telefonate dando proposte positive penso sia intelligente usare al meglio il personale, quindi lancerò l'idea agli assessori e chi è competente su questo. Ed è giusto anche, però occorre comunque superare delle barriere ideologiche. Finora, se sono cresciuti così di smisura, è perché era vietato tutto, nel senso che quando si è detto usiamo i 200.000 euro per abbattere i cinghiali, hanno detto no, usiamo di fare lo studio prima, perché non si devono toccare. Finalmente siamo accorti che la situazione purtroppo è sfuggita di mano. Ora bisogna arrivare a soluzioni, come ha detto il professore prima, bisogna cercare con buon senso un controllo, la vigilanza pubblica, però diamo in mano all'agricoltore, al cacciatore, sotto controllo, però lasciamo la possibilità che tutti collaborino e non sia semplicemente il dipendente pubblico, perché non faremo mai niente. E quindi ottimizzare le guardie, ma anche fare questo. Quando la signora che ha detto prima, la signora prima dice ma noi abbiamo purtroppo 7 distretti, io dico per fortuna abbiamo 7 distretti industriali, ce ne siano, è vero, c'è l'inquinamento, ma c'è anche lavoro, c'è occupazione ancora che in altre parti del paese non c'è, quindi non è che questo c'è un problema, sì, ci sono dei problemi, ma ci sono anche tanti vantaggi, quindi io direi che i distretti industriali dobbiamo cercare che restino e che crescano, non metterci contro quelli, perché alla fine bisogna sempre stare all'occhio, sempre stare attenti, vuole fare il ritorno all'uomo delle caverne, per coerenza alla fine nessuno vuole fare, perché tutti vorremmo avere il lavoro, non vorremmo inquinare, ma dovremmo tornare, siamo contro tutto, il no e il NIMBY ci porta a ritornare per coerenza, dovremmo andare tutti a vivere dentro le caverne. Certo. Callegaro, i telespettatori anche sollecitano come dire, un intervento, anche, ne abbiamo parlato anche prima, la possibilità di intervenire in maniera diversa, no? Per la limitazione. Prima stavamo parlando dei lupi, no? Si parlava anche della possibilità di intervenire ad esempio chimicamente, lo si è fatto per altre cose, no? Cioè, quindi per limitare il numero, la popolazione, che siano i cinghiali, che siano i lupi, piuttosto che... Ma penso che nei lupi sia più semplice anche pensare a una sterilizzazione. Nei cinghiali secondo me non avrebbe senso, perché sterilizzare i cinghiali vuol dire prenderli, fare l'intervento e sterilizzare, quindi non ha senso. Nel momento in cui lo prendi lo abbatti. La sterilizzazione sul cinghiale non funziona. Tra l'altro so che è allo studio anche una sterilizzazione con il cibo, però parlando con il capo dei veterinari mi diceva che poi questo cibo, che fungerebbe un po' da contraccettivo, non rende più commestibile la carne, quindi non ci sarebbe neanche più la possibilità di rimettere, perché i capi abbattuti, vorrei ricordare, poi arrivano nelle tavole dei ristoranti e degli agriturismi e dei coniugani, perché i macelli le vendono, c'è anche nel Salone di Padova adesso in piazza, c'è una macelleria che vende anche le cinghiale, quindi
dovremmo trovare il sistema di... Tanto fate il marchio del cinghiale del Colle, almeno Ma sapete qualcosa. l'avevamo proposto l'assessore Pandi, non è un DOP perché non si può fare l'origine protetta, perché non si può certificare la provenienza, però un marchio della carne dei coniugani, del cinghiale... Avete un allevamento così grande da 12.000 capi, potete Andiamo tranquillamente avanti, fare il marchio. andiamo avanti qualche anno. Volevo magari sollecitare a Valdegamberi, è in discussione la 394, la modifica della 394, Sì. adesso è in commissione, mi sembra, in commissione ambiente della Camera, e poi dovrà passare alla Camera. Lì bisogna intervenire sulle leggi nazionali che non permettono o che ci legano le mani poi nell'agire in maniera più snella, non dico liberando la caccia, ma una maniera più snella bisogna Più di trovarla. buon senso, serve buon buon senso. Quando Certo. dici parla buon senso si arriva a questa situazione qua. Antonini, i risarcimenti, gli indennizi per gli allevatori di montagna sono migliori rispetto a quelli dei coniugani, cioè vengono risarciti meglio, cioè quindi che lei sappia, sono più solleciti? Sì, no, c'è una delibera regionale che viene risarcito il costo effettivo del capo che rimane vittima, che diciamo, rimane di questi vittima, predatori. esatto. Sono ovviamente danni diversi, perché un conto è la vittima, cioè una pecora, una capra o un bovino, e un conto invece creare grossi problemi al territorio, ai vigneti o ai prodotti orticoli o ai prodotti dei seminativi. Quindi sono due, diciamo... E anche le assicurazioni rispondono in maniera diversa, oppure... sì, cioè se l'agricoltore si assicura, no? Non c'è un'assicurazione specifica per quanto riguarda il danno causato dalla selvaggina. L'assicurazione oggi esiste per quanto riguarda le calamità atmosferiche, e quindi sarebbe anche questa una calamità ovviamente, ma non è atmosferica. E per i cinghiali lo stesso? Lo stessa cosa. Lo stesso, quindi non si passa... per gli agricoltori oggi che hanno danni dei cinghiali possono accedere solo a dei contributi di danno dati dalla Regione Veneto, che è circa il 10% del valore complessivo, è quello che dicevamo prima. Sì, quindi, in base all'entità del danno, in base all'entità del danno, una... che come ripeto molti agricoltori sono anche stancati di fare domande. Comunque ha ragione il telespettatore di Romano, è un problema dell'agricoltura, ma è soprattutto un problema del territorio, e quindi va ribadito anche questo elemento di negatività, insomma, che porta i cinghiali all'interno di un'area. Professor Casen, frane, microfrane, è un territorio che viene veramente martoriato. Sì, i coniugani sono molto delicati, sono stati maltrattati per decenni, soprattutto con le cave, e soprattutto è cambiata l'agricoltura, è cambiata la parte boschiva, per cui oggi abbiamo visto negli anni scorsi che quando ci sono grandi piogge si creano grandi smottamenti, e questo comporta naturalmente non solo un rischio ma anche un capovolgimento dell'equilibrio del territorio. Senta, tutelarsi invece per quanto riguarda la produzione, no? Quindi introdurre le recinzioni elettrificate, piuttosto che secondo lei non è una strada... Perché se metto la recinzione elettrificata il contadino non ha più l'indennizzo, o un indennizzo limitato, quindi viene finanziato l'elettrificazione, però questa elettrificazione non funziona perché poi crescono le erbe, vanno in corto i fili e quindi non servono assolutamente niente. Poi se c'è da mangiare e il cinghiale ha fame, sfonda la recinzione. Chiaramente sente una scarica elettrica, ma il cinghiale è ben altre cose da pensare che è una scarica elettrica, per cui non serve assolutamente niente. Quelle recinzioni servono per animali di fattoria, se c'è una pecora, se c'è una capra, recinto, e la capra non si avvicina alla recinzione, il cinghiale non teme queste cose, anche perché se sono branchi il primo si appoggia e tutti gli altri passano. Quindi, poi ci sono il concetto dei chiusini, è un concetto molto labile, perché quando il chiusino effettivamente cattura un cinghiale per 6 mesi tutti gli altri non ci vanno più, per cui io ne avevo uno sui coniugani, l'ho dismesso, ho chiesto all'ente parco di venirlo a prendere perché non serviva a niente, e cinghiali ne passavano a decine ogni giorno, li ho ripresi, li ho fotografati, sono bellissimi, sono simpaticissimi, però dove passano arano, insomma.
Sistema di caccia, allora, è pericolosa la caccia, sì, però se la facciamo di postazione è possibile farla. I colli sono piccoli e dove passano i cinghiali si vede tranquillamente, per cui o andato o ritorno si può fare. L'altra caccia si può fare di notte, quindi ormai ci sono dei fucili o ci sono dei sistemi, dei cannocchiali a infrarossi e si intravede tranquillamente il cinghiale, lo si può abbattere. Poi c'è qualcuno che però lo sparo vuol dire che poi i cinghiali non passano più di là per un certo periodo. C'è qualcuno che è ancora più sofisticato, usa la balestra, no? Di notte con la balestra. Ho un paio di amici che praticano questo tipo di caccia, ovviamente non sui colli, in Toscana, e con grande risultato. Quindi poi se lasciamo ai cacciatori un po' di fantasia e un po' di iniziativa non c'è nessun problema, il problema viene risolto, basta non politicizziamo i cinghiali. I cinghiali non amano la politica e fanno solo danni. Abbiamo creato i parchi con delle leggi rigide. Bene, le abbiamo fatte noi le leggi, le cambiamo. Roma non è mica distante, non è mica su un altro pianeta, si va là, si discute e poi vogliono i voti. E se no votiamo 5 Stelle, vedrete che i 5 Stelle pur di restare al governo cambierà le leggi. Guarda, hanno votato contro le nutrie, quindi non credo proprio. No, ma ci facciamo di opportunità virtù. E se no la politica è bella perché si contrappone. Allora non volete i 5 Stelle, sistemate la questione cinghiali, la gente si sente appagata e vota chi prende delle soluzioni positive e concrete. Quelle che vogliono anche gli agricoltori, no Antonini? Certo. Assolutamente. Assolutamente. Quello sulle nutrie è stata una legge... è stata una legge molto voluta dagli agricoltori, qui abbiamo il consigliere regionale che tra l'altro l'ha portata avanti anche a livello regionale. Oggi diamo delle risposte concrete al territorio e quindi oggi i comuni hanno la possibilità, ovviamente anche con la provincia, di cacciare le nutrie che sono un flagello per quanto riguarda il territorio padovano, è un flagello per quanto riguarda il territorio padovano. Certo, anche per la sicurezza. Vogliamo dire di chi è il merito delle nutrie, perché ci sono le nutrie. Vengono dall'America. Sì, no, mi pare, a quel che ne so io, sono state liberate da animalisti, chiaramente c'erano degli allevatori che allevavano le nutrie e sono state liberate, non è che vengono, non sono autoctone. Sì, infatti è un infestante, è qualcosa che non è, fa parte della fauna locale. No, va benissimo, in Canada la nutria fa parte del contesto. Ricordo anche i piani di abbattimento che prima o dopo bisognerà considerare anche riguardo alle gazze e riguardo ai corvi, perché stanno distruggendo tutto. Purtroppo i cacciatori di gazze e corvi non frega niente, però dovranno essere abbattuti. Chi può abbattere è la polizia provinciale. Giustamente l'ascoltatore di prima diceva ci sono 15 persone, al parco ce ne sono solo 2, liberiamo queste persone, tiriamole via dalle strade che abbiamo già la polizia locale e portiamo a fare la polizia provinciale quello che dovrebbe fare, quindi queste azioni mirate verso i corvi, verso le gazze e verso anche i cinghiali, quindi piuttosto di tirarli via dalla classica segnalazione di polizia stradale, mettiamolo a fare queste cose qua. Sì, ma forse giustamente come dice, non sanno che le gazze e i corvi riescono a ammazzare le lepri? Sì, ma riescono a ammazzare tutto. Riescono a ammazzare i fagiani, cioè le volpi, anche i conigli, le lepri, anche i conigli, tutto. Quindi non ci sono più passeri, non ci sono più uccelli di piccolo taglio e quindi vanno abbattute. Poi se vogliamo tirare fuori i soldi bene, ognuno che mi porta 5 gazze o 5 ti pago 50 euro. Vedi che nel giro di un incentivo qualche mese non c'è più una gazza e dovremmo tutelare le gazze e i corvi.
Bene, ci fermiamo qua. Grazie a Stefano Valdegamberi, consigliere regionale, grazie al rappresentante degli agricoltori Maurizio Antonini, grazie anche al sindaco di Arqua Petrarca Luca Callegaro, grazie al nostro editore Manno Casen, grazie ai telespettatori, quelli che hanno partecipato, quelli che ci hanno seguito da casa. Come sempre ci troviamo venerdì prossimo, ore 21, TV7 Match. Arrivederci, buonanotte.